Dusmelüga o Westdusmelüga, cioè essere dolce o dolci come l'uva. In questi giorni, non so chi di voi, io ho avuto il piacere e la possibilità di girare in alcune parti d'Italia, non solo in Lombardia, in qualche altra regione, e passando in determinate zone vocate e dedicate alla vite, non solo all'agricoltura in genere, ma in particolare alla vite, abbiamo visto questi filari appunto di viti con l'uva già bella matura, pronta da vendemmiare. Qualcuno penso che in questi ultimi giorni di agosto in qualche zona avrà già incominciato, in settembre si andrà avanti, e l'uva sappiamo benissimo è molto zuccherina, è un frutto tra i frutti sicuramente uno dei più dolci, e non per nulla da sempre viene presa come paragone per la dolcezza. Dopo è chiaro che il paragone si può allargare anche alle persone. Westdusmelüga può essere un modo di dire per dire che uno è dolce, una persona dolce dei modi di carattere. Il Cherubini nel suo vocabolario milanese italiano dell'Ottocento Dusmelüga lo dà anche come significato non proprio positivo, come un credulone, no? Ecco, c'è anche questo significato, però in generale mi pare che il significato prevalente sia quello positivo, se vogliamo fare paragone con le persone. Certo che poi se vuole dus come l'uga in lasè, cioè è come l'uva nell'aceto o che va in aceto, a questo punto è di sapore agro e disgustoso, e questo è una cosa che ovviamente non ci si augura. L'uga al powes, l'uga de mangià o de vin, come si dice anche in italiano, uva da tavola o uva da vino, in ogni caso è un frutto che l'umanità conosce da millenni, è apprezzata da molti, anche perché diventa poi vino, che a sua volta ovviamente è stato apprezzato e ha assunto dei significati umani, religiosi, oltre che gastronomici, culturali, eccetera, molto importante. In questo momento in cui appunto si chiude un po' questo mese di agosto, pensando a coloro che stanno vendemmiando, auguriamoci tutti di Pude Westdusmelüga.